Penultimo giorno di raccolta firme. La neonata associazione, agosto 2015, dal 24 agosto ha raccolto centinaia e centinaia di adesioni. È un'associazione nata a Porto Empedocle su impulso di Alfonso Frenda, Mimmo Adorno e Marco Siragusa. L'idea è quella di missione sociale per il bene comune. Un'associazione che vuole evidenziare i problemi della città di Porto Empedocle, ma che intende offrire dei servizi ai cittadini. L'associazione si prefigge di dare un servizio alla città perché le famiglie sono in grosse difficoltà e chiederemo tutti gli associati, perché ci siamo associati centinaia di empedoclini, al Presidente della Repubblica, al Procuratore della Repubblica, al Prefetto, al Commissario, anche se abbiamo notizie che il Commissario forse sarà sostituito, come è andata a finire con i soldi che sono entrati nel Comune per il rigassificatore che doveva creare occupazione, come finirà con l'acqua, con la nuova legge. Cosa farà il Comune di Porto Empedocle? Nell'ultima riunione che si è fatta nell'Aula Giglia era assente il Comune di Porto Empedocle. Noi siamo preoccupati, noi vogliamo l'acqua pubblica e la tariffa bassa e la nettezza urbana. La raccolta non funziona e la tariffa è altissima, la gente non ce la fa più. Dunque il cittadino deve partecipare, non deve delegare gli altri. Porto Empedocle paga le tasse molto basse in questo momento, avete paura che verranno aumentate? Noi speriamo che queste tasse non vengano aumentate, siccome c'è solo un commissario al comando. È giusto quello che c'è o quello che verrà. Verranno le elezioni l'anno prossimo, noi non staremo inerti a guardare. Noi vogliamo i nostri diritti perché noi dell'associazione abbiamo un compito, una missione sociale per il bene comune. Offrirete anche dei servizi ai cittadini? Già lo facciamo. Cittadini che vengono, facciamo la lettera, scriviamo al commissario, il commissario quando non risponde scriviamo alle forze dell'ordine per intervenire su strade che sono rotte, su alberi che non si riescono a togliere di mezzo, sulla questione dell'Hotel Africa dove abbiamo segnalato che è un crogiolo di ragazzi che entrano ed escono senza che nessuno custodisca questa proprietà, su altri compiti che sono quelli degli anziani, la gente che nei palazzi, io lo dico sinceramente perché li ho incontrati, cucinano con la legna perché non possono pagare neanche l'elettricità. Dobbiamo dare dignità a queste persone.